Amici sportivi, gli highlights di questa settimana sono offerti da Berica Carburanti SRL, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024. Da oltre 50 anni con benzina, gasolio, agricolo, GPL e metano ti accompagniamo nei tuoi viaggi. Ora siamo anche luce e gas, inviaci la tua bolletta per una consulenza gratuita oppure chiamaci allo 0444 795288. Ci trovi a Barbarano Mossanno in via Dante 35A. E ristorante Castelli Giulietta e Romeo che si trova a Montecchio Maggiore in via Castelli 4 Martiri 4. Oltre al servizio di ristorazione con pranzo e cena si possono organizzare anche eventi sia a livello privato che meeting aziendali. Menù a base di piatti della tradizione veneta. Contatti telefonici allo 0444 1792 115. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con mister Federico Coppola, una qualificazione sofferta Federico, ma alla fine conta quello, quindi per lavorare e migliorare ci sarà tempo. Sì, sofferta solo perché è arrivata alla fine, perché i ragazzi sono partiti bene, hanno fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto secondo me 2 o 3 occasioni importanti per andare in vantaggio, poi si sa, se va in vantaggio c'è un altro tipo di partita. Invece non siamo riusciti a sbloccarla e la partita è stata bloccata fino al 90°. Però come dicevi tu l'importante era passare, così mettiamo 90 minuti importanti nelle gambe e domenica prossima ci sarà ancora una sfida che sarà allenante contro il Caldiero e che ci servirà per il campionato. Mori Santostefano, squadra ostica che si difendeva, ripartiva in contropiede. Un Montecchio che personalmente mi è piaciuto di più il primo tempo, nel secondo invece qualche errore, forse anche la stanchezza, il caldo e tutto, complice quello, e quindi non è stato così, tra virgolette, incisivo come il primo. Sì, loro si sono difesi bene, hanno fatto un blocco unico sotto all'linea della palla, perciò quando trovi queste squadre qui non è mai facile, provi a girarla in modo veloce, a trovare soluzioni, ma un po' anche il campo non ci ha aiutato e niente, però i ragazzi si sono impegnati, si poteva sbloccare prima e vincere la prima, però ci teniamo il passaggio del turno che è molto importante. Ultima domanda, cosa ti porti a casa di aspetti positivi di oggi? Mi porto a casa il buon primo tempo, abbiamo provato a giocare, siamo andati davanti alla porta 3 volte e poi siamo al 27 d'agosto, c'è tantissimo da lavorare, ma lo sappiamo, siamo consapevoli, ci sono giocatori che stanno entrando ancora in condizione, abbiamo perso Zanella Gregorio al primo tempo per infortunio, perciò un cambio subito veloce non è mai facile, però i ragazzi sono stati bravi, secondo me si sono impegnati tutti, anche chi è subentrato, e siamo contenti, c'è tanto da lavorare, ma la strada, come ho detto la settimana scorsa, penso che sia quella buona. Bene, grazie Federico e domenica il Caldiero. Grazie a te Germano, ciao. In completo diviso giallo il Mori Santostefano, in completa divisa rossa invece il Montecchio Maggiore. Andiamo al lancio lungo, mette subito la palla al centro, attenzione, esce Carraro e mette su Cardellino. Vediamo Nicolò Vesinoni, si libera, serve Cardellino a tu per tu col portiere, ancora Cardellino! 1-2, ancora Valenti, ancora 1-2, ancora Nicolò cerca, prova il tiro, è bel tiro, batti e ribatti, vediamo Nicolò Vesinoni, vediamo se si illumina, parte Nicolò Vesinoni vicino all'area, passa per Cardellino, spazzola in avanti. Siamo in posizione regolare, va parte di Nicolò Vesinoni, prova il tiro, grande parata, prova da solo, si allarga un po' il pallone, vediamo Sperti, si avvicina, di rigore, entra in rigore, attenzione a Molina, serve sulla corsa il numero 6, mette palla al centro, attenzione che arriva dall'altra parte, un altro giocatore del Mori, prova il tiro e parata. Cardellino 1-2 con Visinoni, ancora Visinoni, si avvicina, passa Cardellino ed è posizione di fuorigioco.
Però Federico, attenzione, azione di contropiede, c'è spazio, ancora Comper sulla sinistra, Enrico Zanella di fronte, prova a saltarlo, mette palla al centro, attenzione, arriva lì, attenzione Comper, c'è spazio, c'è Enrico Zanella, passa per il numero 3 Carotta, palla al centro, attenzione, arriva Montecchio Maggiore, pallone traversone, esce fuori, attenzione, 1-2, pallone che rimane ancora lì, Comper, arriva Zanella, spara via, vediamo, lancio lungo però dove... Attenzione per il Montecchio, deve lanciare in avanti subito Zanella, vediamo sponda di Cardellino, arriva Valenti, prova il tiro, quest'oggi che parte Ignacio Molina, tiro fuori, traversa, inquadra il pallone, tiro ed è gol! Montecchio, quindi Pozza, parte Pozza, inquadra la porta, tiro e fuori anche il secondo, corsa, fischio dell'arbitro, parte Luca Sperti, tiro ed è gol! Montecchio prende la rincorsa libera, parte il tiro, gol! Aveva attente Julian Cardellino, la rincorsa, tiro, gol! 3-1, fuori, parte la rincorsa, tiro ed è gol! 3-2. La rincorsa del gladiatore di Schio, tiro ed è parato il tiro qui contro Luca Carraro, parte Ischia, tiro ed è parato, Luca Carraro para il rigore, finisce qui 3-2 per il Montecchio Maggiore che passa il turno e incontrerà il Caldiero Terme domenica prossima qui al Gino Cosaro. È tutto.